Verso le feste di luglio la cattedrale di Chiavari riscopre i tesori del Maragliano, restaurati 2 gruppi scultorei, uno è già stato ricollocato e il secondo è in fase di completamento. Il restauro potrà essere eseguito nell'ex Palazzo di Giustizia. Dio e Padre, non dimenticatevi mai di questo, la raccomandazione del Papa durante la catechesi dedicata ai 10 comandamenti, che la Bibbia chiama parole di un padre che si apre al dialogo. La Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante apre le sue porte tutti i venerdì sera d'estate. Sarà un'occasione per residenti e turisti per pregare e partecipare agli incontri. Un percorso tra la musica polifonica sacra e i canti della tradizione, il repertorio proposto nella seconda tappa chiavarese del convegno Ligure delle Corali al santuario di Sant'Antonio. Ultimi posti disponibili per il nuovo corso di formazione per operatori sociosanitari in partenza al centro San Salvatore Villaggio del Ragazzo. I colloqui entro il 12 luglio. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. La diocesi si prepara alla celebrazione delle solennità patronali che caratterizzeranno i primi giorni del mese di luglio e proprio dalla fine di questa settimana inizierà la novena di preparazione a Montallegro nel santuario mariano in vista della celebrazione della festa di Nostra Signora di Montallegro. A Chiavari invece la novena inizierà lunedì prossimo. In questo periodo sono state restituite alla cattedrale di Chiavari alcune opere d'arte che sono state presentate questa mattina. Si è conclusa da poco la conferenza stampa di presentazione, ve ne parleremo nel corso del nostro telegiornale. Intanto andiamo a vedere il contenuto della catechesi tenuta come ogni mercoledì in piazza San Pietro da Papa Francesco, dove ha incontrato i fedeli in udienza generale. Il Papa ha tenuto la seconda catechesi dedicata ai 10 comandamenti, un percorso che ha avviato la settimana scorsa. Francesco ha sottolineato che sono parte di una relazione, quella tra Dio e il suo popolo, e che nella Bibbia i comandamenti vengono chiamate parole, le 10 parole che anche se hanno forma di leggi. Il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo, ha affermato il Papa. La parola invece è il mezzo essenziale, ha proseguito. Una cosa è ricevere un ordine, un'altra è percepire che qualcuno cerca di parlare con noi. L'immagine di un Dio despota è proprio quella che sin dall'inizio il demonio ha cercato di inculcare nell'uomo. Lui ha fatto credere che una parola d'amore fosse un comando. Sentiamo un passaggio della catechesi. L'uomo è di fronte a questo bivio. Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola per curarsi di me? Dio è padrone o padre? Cosa pensate voi? Dio è padrone o padre? Cosa pensate? Ah, non si sente bene. Non si sente bene. Dio è padre, non dimenticatevi mai questo, mai. Anche nelle situazioni più brutte, pensate che avete un padre che ci ama tutti. Quest'estate la Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante aprirà le sue porte in orario serale ai residenti e ai turisti. Lo farà tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23 sino a metà settembre. Sarà un'occasione per sostare in preghiera in alcune date e partecipare a degli incontri. Intanto si stanno togliendo le ultime imparcature. Su tutto questo abbiamo ascoltato il parroco. Quanto tempo ci vorrà per rivedere l'edificio senza impalcature? Restavano dei piccoli lavori di muratura all'interno dei campanili che sono stati fatti. Ora la ditta dei ponteggi li sta smontando. Per domenica la chiesa sarà totalmente libera dalle impalcature. Ci sono anche delle interessanti iniziative che riguarderanno la vostra parrocchia durante l'estate, i venerdì nella Basilica. Possiamo spiegare come si terrà questo appuntamento? Abbiamo cercato di rispondere a 2 chiamate. Una è quella dell'essere una chiesa aperta, accogliente. L'orario dell'apertura della chiesa normale non coincideva pienamente con i bisogni della popolazione.
perché durante il giorno c'è chi lavora, perché durante il giorno anche i turisti preferiscono utilizzare la spiaggia. E poi anche l'impegno che ci è stato chiamato dal Vescovo di vivere la pastorale turistica. Sembrava strano che la Chiesa non avesse attenzione a questo. Vediamo quando si terranno, in che orari? La scelta dunque di dedicare il venerdì sera all'apertura della chiesa. Alcune sere poi ci sono anche degli incontri delle persone che propongono una certa riflessione. Vediamo i più vicini, quelli del mese di giugno. Uno è dedicato al tema della Laudato Si, cioè al tema della custodia del patrimonio, della natura. Una persona che conosce l'attività dei pescatori e un fotografo che fotografa il mare a Portobello, venerdì sera il 22 alle 9 ci parlerà appunto di questo, dell'ambiente del mare di Portobello, di come custodirlo. Dopo l'incontro del 22, quello successivo è stato già fissato per venerdì 29 giugno alle 21:15. Ospite sarà la comunità di Sant'Egidio che affronterà il delicato tema migrazione e corridoi umanitari. Ora ritorniamo al tema di apertura del nostro telegiornale. Come anticipato, questa mattina si è tenuta in comune a Chiavari una conferenza stampa per illustrare lo stato dei lavori di restauro di alcune opere di Anton Maria Maragliano, due gruppi scultori, uno dei quali è già stato ricollocato nella cattedrale di Chiavari, il secondo in fase di completamento. È stato anche annunciato che ci sarà una sorta di cantiere aperto alla città proprio per seguire queste ultime fasi di restauro, che sarà allestito all'ex Palazzo di Giustizia a partire da giovedì 28 giugno, mentre l'inaugurazione ufficiale sarà sabato 14 luglio. Sentiamo. Il restauro che cosa ha permesso di riportare in luce delle due macchine d'altare? Diciamo che l'effetto meraviglioso e di stupore, soprattutto per me che ci ho lavorato, ma poi anche per tutti i fedeli che le vedranno e le hanno viste già una ricollocata in cattedrale, è la ricchezza e la magnificenza e gli splendidi colori delle due casse, quella di San Francesco che è già presente in cattedrale e quella di Sant'Antonio che verrà ricollocata il 13 di luglio. I colori e tutte le cromie erano totalmente attutite da uno strato di nero fumo e di particolato atmosferico che quindi attutiva tutta la composizione. Adesso notiamo il rosso intenso del Cristo Serafino, i panneggi ricamati dell'angelo, gli incarnati che erano diventati ormai marroni, adesso sono di un rosa naturale. Per la cassa del Sant'Antonio che potrete vedere durante le giornate di apertura al pubblico si notano anche qui i bellissimi panneggi dorati degli angeli e gli incarnati di tutti i serafini appesi alla gloria della roccia. Quanto ci è voluto per il restauro? Il restauro è stato molto impegnativo e abbiamo dovuto stare nei tempi tecnici che dava la Compagnia di San Paolo, che ha finanziato, ricordo, il 60% dell'intero intervento, grazie alla quale non sarebbe stato possibile iniziare. Il restauro è partito ad aprile dell'anno scorso e si conclude con il luglio prossimo, circa 7 mesi per la prima e la restante parte per la seconda cassa. Il recupero di queste opere si colloca proprio nel cammino di preparazione alle feste patronali a Chiavari e a Rapallo. Vi ricordo che sul sito della diocesi, diocesidichiavari.it, potrete trovare dettagliato il programma delle celebrazioni a partire dal cammino preparatorio che inizierà con le novene. Come detto a Montallegro, nel santuario di Montallegro, inizia sabato prossimo la novena dell'alba alle 3:30 del mattino. Il santuario sarà aperto ai pellegrini che potranno celebrare il sacramento della riconciliazione prima della Santa Messa con omelia che sarà celebrata alle ore 5. A Chiavari invece il cammino di preparazione in cattedrale inizierà lunedì prossimo con la recita delle lodi alle 6 del mattino e la Santa Messa celebrata dal prevosto della cattedrale e poi le celebrazioni durante la giornata. Sul sito trovate anche il messaggio del Vescovo per queste feste patronali. La comunità di San Giovanni Battista a Chiavari si appresta a celebrare il santo titolare della chiesa. Venerdì alle 18:30 in chiesa sarà presentato il libro di Paolo Gennaro dal titolo Storia della chiesa di San Giovanni Battista in Chiavari. Interverranno Monsignor Francesco Isetti, Giorgio Getto Viarengo e il parroco Monsignor Enrico Bacigalupo. Domenica 24 alle 18:30 la messa presieduta da Don Federico Pichetto. Alle 20 si terrà la cena di fraternità in piazza San Giovanni. Il ricavato sarà devoluto al centro sociale della parrocchia.
Prosegue il tour del convegno delle corali liguri. Nei giorni scorsi la rassegna è tornata a Chiavari al santuario di Sant'Antonio. L'esibizione dei cori ha di fatto concluso i festeggiamenti patronali in onore del santo. Al pubblico presente è stato proposto un mix di musica polifonica sacra ligurica, ma anche canti popolari della tradizione. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. L'introduzione con la lettura del Vangelo di Matteo ha consentito ai presenti di calarsi in un clima di ascolto e contemplazione, con la consapevolezza che, come sosteneva Sant'Agostino, chi canta prega 2 volte. La seconda tappa chiavarese del convegno ligure delle corali è stata ospitata al santuario di Sant'Antonio, nella settimana in cui la comunità ha festeggiato il santo titolare della chiesa. La musica corale nella polifonia sacra e nella tradizione è stato il filo conduttore del concerto aperto dal coro antoniano di Chiavari diretto da padre Costanzo Milesi. È stato proposto un repertorio di polifonia sacra, canto lirico, spiritual, con l'esibizione dei cori di Sant'Ambrogio di Uscio, del Cerchio Armonico di Genova, il coro ristretto di Pavia, la Schola Cantorum Monsignor G.B. Trofello di Camogli, ma anche canti di montagna e della tradizione popolare, con il coro Ana Rocce Nere di Rossiglione e i canterini di Sant'Olcese. Un percorso coinvolgente che ha intrattenuto per quasi 2 ore il pubblico presente. La rassegna delle corali quest'anno ha raggiunto quota 45 edizioni, con la partecipazione di 99 gruppi da tutta la Liguria e 26 appuntamenti dislocati su tutta la regione. Gli organizzatori hanno anche aderito alla proposta del Ministero delle giornate per la musica che si terranno dal 21 al 25 giugno prossimi a Genova. La manifestazione conferma il successo degli anni precedenti, forte della convinzione degli organizzatori che il canto in coro faccia bene alla psiche, al fisico, alla mente e a quanti hanno l'opportunità di ascoltarlo. La verve e l'impronta coinvolgente e decisa del direttore del festival, maestro Mauro Ottobrini, ha dato completezza alla serata, regalando un finale suggestivo e coinvolgente con tutti i cantori in campo. Entro il 12 luglio prossimo si chiude la possibilità di partecipare al corso di formazione per OSS, operatore sociosanitario, promosso dal Villaggio del Ragazzo. In 10 anni sono oltre 500 le figure professionali formate per le quali si è aperta un'opportunità concreta di lavoro. Ultimi posti disponibili per il nuovo corso di prima formazione per operatore sociosanitario in partenza al centro di San Salvatore del Villaggio del Ragazzo. Il corso di 1200 ore, giunto alla 10ª edizione, prenderà avvio il 10 settembre e si terrà tutti i lunedì e giovedì in orario pomeridiano dalle 14 alle 19, mentre al martedì e al venerdì al mattino dalle 8 alle 13, per un totale di 20 ore settimanali. L'esame di qualifica è previsto nel mese di ottobre 2019. La figura dell'operatore sociosanitario è una figura professionale preposta a svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona nel contesto sia sociale sia sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'utente. Siamo giunti alla 10ª edizione del percorso per operatore sociosanitario che partirà a settembre di quest'anno. È un corso ormai consolidato che vede il Villaggio del Ragazzo impegnato dal 2009 ormai nella formazione di questa figura professionale, che è ancora oggi una figura molto richiesta dal mercato del lavoro. In questi anni abbiamo consolidato una grande esperienza sia a livello didattico sia a livello organizzativo rispetto a questo tipo di formazione, grazie anche al partenariato con l'ASL 4 Chiavarese. Si è consolidata anche una forte rete di relazioni con le strutture del territorio e come dicevo ancora oggi questa figura è molto richiesta, tant'è vero che nell'ultima edizione finita pochi mesi fa tutti gli allievi hanno trovato un posto di lavoro. Ricordiamo che il corso è riservato a 30 partecipanti, sono ancora disponibili alcuni posti e prossimamente il 12 di luglio verranno effettuati i colloqui di selezione. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere alla segreteria oppure sul sito del Villaggio del Ragazzo per scaricare la scheda bando.
Un lutto ha colpito il mondo della cultura locale, troviamo la notizia pubblicata sul nostro sito internet teleradiopace.com e sono stati celebrati infatti ieri pomeriggio i funerali di Raffaella Linaresu, scrittrice, insegnante di filosofia e attiva conferenziera molto conosciuta in tutto il Levante ligure. Le esequie sono state celebrate nella chiesa delle Saline a Chiavari. Linaresu è mancata a 80 anni, nata a Nuoro nel 1938, si è poi trasferita a Genova dove ha compiuto gli studi universitari e ha insegnato filosofia per oltre 40 anni, appassionandosi in particolare alle ricerche di antropologia culturale. Dal 1993 al 2015 ha dato le stampe oltre 50 opere. Tra le sue tante attività ricordiamo l'assidua partecipazione ai corsi di cultura di Chiavari. Dopo il funerale la salma è stata portata a San Pietrovara dove è stata benedetta e tumulata nel cimitero locale. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. Campi d'oltremare, questo è il titolo scelto da Avvenire, verso piattaforme per i migranti fuori dall'Unione Europea, Salvini sui Rom, tiro dritto, ma c'è il no di Europa e Movimento 5 Stelle. Intanto c'è un asse Merkel-Macron sui respingimenti, nuova stretta in Ungheria, Conte, niente schedature illegali e Di Maio invece vuole censire raccomandati nella pubblica amministrazione. E nella frontiera tra Stati Uniti e Messico, Trump, niente aiuti a chi li manda, spacca agli Stati Uniti il pianto dei bambini in gabbia, bambini che vengono separati dai loro genitori proprio alla frontiera messicana. I giovani e tutta la loro realtà, la Chiesa si mette in ascolto con il documento preparatorio per il Sinodo di ottobre, destinazione Sinodo, l'incertezza vera ipoteca del futuro. E c'è una buona notizia nel mondo del lavoro, assunzione dei precari, possibili nuovi sgravi in arrivo. Oggi giornata del rifugiato, ogni 2 secondi una persona in fuga, 3 milioni di richiedenti asilo nel mondo aspettano ora una risposta. Dall'ONU al Papa la spinta per un patto globale a favore dei rifugiati. I dati del Viminale sull'Italia, solo il 7% riceve lo status mentre il 26% è garantita protezione umanitaria. Migrantes dice basta odio e disprezzo. Siamo sul secolo XIX, migranti e conti, Lega isolata, il ministro Tria avanti con il calo del debito, ma l'ira di Salvini sembra di sentire parlare Padoan, dice appunto del ministro Tria. Merkel e Macron pensano a un piano per rimandare gli espulsi in Italia. E poi sull'inchiesta di Roma dello stadio della Roma, Lanzalone dice mai seguito lo stadio, ma Parnasi, il mega imprenditore, lo smentisce. Parco di Portofino, una pista per i bikers, un percorso di 1,6 km per evitare conflitti con gli escursionisti, coloro che vanno a piedi. E poi un reportage da Lerici, spiagge spezzine, la battaglia del pannino libero sotto l'ombrellone. E andiamo nelle pagine del Levante. Sagre sicure, i volontari vanno a scuola, devono frequentare 8 ore di lezione sui igiene e i rischi alimentari, scatta la corsa alla formazione, il caso della Mangialonga di Recco con 300 intossicati, campanello d'allarme a tutti gli organizzatori. Ma tanti di noi sono già adeguati, parlano i responsabili delle feste più importanti in Riviera, seguiamo sempre corsi perché questa è una normativa entrata in vigore nel 2012. Ancora dalle pagine del Levante, secolo XIX, 11 progetti per salvare la Val Fontanabuona. Illustrate all'Ascito Cuneo di Calvari le proposte degli studenti Industria, Turismo e Ambiente, recupero dei borghi abbandonati, bypass viari, parchi urbani, le idee della facoltà di architettura. E poi la proposta delle proposte, un solo comune per avere più servizi. Prevista anche la riqualificazione dei principali centri abitati esistenti, bisogna superare la frammentazione e riorganizzare gli insediamenti produttivi. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Andiamo a Chiavari dove questa mattina c'è stata una riunione di giunta straordinaria durante la quale è stato approvato il progetto definitivo per un lavoro di restyling completo alla scuola di San Pier di Canne. Si tratta di un lavoro che necessita di fondi importanti. Vediamo allora come si è mosso il Comune di Chiavari nell'intervista al sindaco Marco Di Capua a margine della conferenza stampa di questa mattina sul restauro delle opere della cattedrale. Poi la linea può tornare allo studio. Riunione di giunta questa mattina, tra i temi importanti per la città, quello della scuola di San Pier di Canne. Che cosa è stato deciso? Abbiamo fatto una giunta straordinaria e abbiamo approvato il progetto definitivo in linea tecnica di una ristrutturazione complessiva della scuola di San Pier di Canne.
La scuola di San Pier di Canne prevede alcune zone dove è ancora presente l'amianto, vogliamo abbattere le barriere architettoniche, migliorare l'efficientamento energetico e fare un miglioramento antisismico. Il progetto, che è stato redatto dall'ingegner Codda, prevede un investimento di 1.100.000 euro e noi partecipiamo al bando dell'assessore regionale Scaiola per avere un contributo da 800.000 euro, per cui la parte del comune sarà di 315.000 euro. Tutto questo scade domani, per cui abbiamo deciso di partecipare a questo bando e siamo fiduciosi sull'esito positivo. Ecco, ora bisogna rimanere in attesa, quanto tempo ci vorrà per avere la risposta e poi eventualmente per partire quei lavori. In base alle richieste che arriveranno in Regione Liguria ci sarà una commissione, nel giro di settembre-ottobre si dovrebbe sapere. In questo momento il Comune non ha le risorse disponibili, la quota parte è 315.000 euro, ci siamo impegnati a trovare nel bilancio 2019. E concludiamo con una comunicazione di servizio. Verrà inaugurato domani un nuovo spazio clienti di IREN a Chiavari. Lo sportello aprirà in Corso Dante 157. Sarà dedicato a tutti i residenti del Tigullio e sarà un luogo dove i clienti potranno avere informazioni circa le innovazioni di mercato, ma anche un punto di contatto dove poter effettuare tutte le operazioni relative ai contratti di gas, luce e acqua. L'ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Si conclude così questa edizione del telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.